Ma Confindustria? Non so. Mio nuovo movimento è stato preso ospitalità affiliato a Fede del Turismo. Sì, buongiorno a tutti. Scusate, oggi purtroppo abbiamo dovuto iniziare in ritardo, come ho annunciato ieri, per un semplice motivo, perché abbiamo avuto tutta la mattina con incontri e anche con il governo e con i direttori sempre per la partita delle vaccinazioni, per cui non ce la facevamo ad essere puntuali, quindi intanto grazie per la comprensione. Saluto anche i manifestanti che sono presenti, mi hanno detto che sono rappresentanti del mondo della ristorazione, dell'ospitalità, e penso che la protesta sia assolutamente comprensibile visto il momento di difficoltà che stanno vivendo molti operatori economici, in particolare un settore come quello della ristorazione, dell'hotelleria. Insomma, è un settore che poi trascina dietro a sé non solo il singolo esercente, ma c'è tutto un indotto, no? Rappresentato dagli occupati. E pensate solo al tema degli stagionali, penso anche a quello che è accaduto con la montagna quest'anno, che non ha minimamente visto il tema, l'attività invernale. Tanto è vero che questa mattina c'è stato anche un incontro con il ministro Giorgetti. E ricordo solo che questo settore rappresenta, se è confermato che sono ristoratori i signori qui che protestano oggi, rappresenta un settore cruciale non solo dal punto di vista economico per la regione del Veneto, ma queste categorie che stanno protestando rappresentano anche, diciamo, quello che è il biglietto da visita della promozione di questo territorio. Attraverso il mondo della ristorazione e attraverso operatori come questi signori passa ad esempio la promozione di tutto il comparto agricolo, passa tutta la promozione del comparto turistico. E io spero vivamente, adesso il governo annuncia ancora, diciamo, questo decreto sostegni, spero vivamente che arrivi qualcosa a queste imprese, perché le molle di finanze stanziate sono importanti. Non ho ancora ben capito, anzi non abbiamo ancora ben capito come arriveranno e su quale base saranno distribuite. Si dice che si sono abbandonati i codici Ateco, si andrà sui fatturati, però penso che la miglior soluzione per aiutare queste imprese sia quella di aprire e poi no, alla fine, sia quella di rimetterle nelle condizioni di lavorare. Sono imprese peraltro che hanno fatto un sacco di investimenti per adeguarsi a linee guida e altre partite e norme nazionali, regionali, comunali e quello che è, e oggi si ritrovano con questa zona rossa chiuse. Fra l'altro siamo in odore di valutazione, perché voglio ricordarvi che le proiezioni che abbiamo sono di un R con T ai limiti della zona arancione, cioè di regressione. L'incidenza resta ancora intorno ai 2,50. Sapete che la legge nazionale prevede appunto che questi parametri debbono rientrare, diciamo, sotto soglia. E quindi stiamo aspettando con ansia intanto la classificazione che ci verrà data dall'Istituto Superiore della Sanità. Ricordo che l'attribuzione del colore della zona non dipende dalla regione, ma dipende dai parametri valutati a livello nazionale. Dall'altro voglio ricordare che comunque, sempre in virtù di decisioni nazionali, la prossima settimana sarà una settimana comunque di base per tutta Italia, di zona arancione per tutti i giorni feriali. Quindi dal lunedì al venerdì prossimo saranno zona arancione in tutta Italia, e sabato, domenica di Pasqua e Pasquetta, sempre secondo la legge nazionale approvata una settimana fa, 10 giorni fa, firmata, forse il primo DPCM firmato dal primo ministro Draghi, quindi Pasqua, Pasquetta e il sabato di Pasqua saranno rosse. Ristoratori e altri comparti come quello delle palestre, diciamo, settori ricreativi in generale, il divertimento. Penso domani ci sarà una manifestazione, mi hanno anche invitato, gli spettacoli viaggianti la fanno qui in Piazza del Mercato a Mestre, se non sbaglio. Ecco, sono tutti settori che sono stati martoriati. Se volete un dato rispetto a questo martoriamento, molti non alzeranno più la serranda probabilmente.
Però vi dico che su 60.000 posti di lavoro che abbiamo perso in Veneto ad oggi, 35.000 vengono dal comparto del turismo. Comparto del turismo intendo anche tutto il settore Horeca, quindi hotel, ristorazione e tutto il comparto che è adesso collegato. Queste sono le considerazioni. Guardate, noi pensiamo che il vero tema sia quello di venirne fuori velocemente e la soluzione è quella di vaccinare. Dopo vi dirò anche cosa abbiamo deciso oggi per incrementare ancora di più le vaccinazioni. Vi dico qual è lo stato dell'arte velocemente dei dati di oggi e dopodiché vi do anche l'informazione rispetto alle vaccinazioni e a come abbiamo deciso di andare avanti. Allora, rispetto a test rapidi e test molecolari abbiamo 3.746.000 test rapidi e 4.443.000 test molecolari. Voi considerate che quindi abbiamo raggiunto oggi un totale di quasi 8.200.000 test. I positivi nelle ultime 24 ore sono 1.861 e rappresentano il 4% di positività sui tamponi fatti. Abbiamo fatto 45.633 tamponi. I positivi dall'inizio sono 373.000. Positivi attualmente oggi in Veneto sono 39.183. Cosa vuol dire? Vuol dire che 20.000 sono asintomatici e gli altri 20.000 sono sintomatici, dei quali circa 2.000 sono ricoverati. Infatti i ricoveri sono 2.092, abbiamo passato il massimo, la punta massima del 31 marzo dell'anno scorso che erano 2.068 e sono così distribuiti: 1.815 in zona non critica e 277 in terapia intensiva. Considerate che le terapie intensive, se a questi 277 sommiamo i 288, il totale, diciamo, sono 565 persone in terapia intensiva. Totale dei morti 10.467, sono più 25 decessi nelle ultime 24 ore. Dimessi 17.538. Allora, alcune considerazioni. Intanto oggi va in CTS regionale, quindi Comitato Tecnico Scientifico Regionale, il nuovo piano di sanità pubblica che prevede, diciamo, le restrizioni da gradualmente affrontare, cioè non è che se le restrizioni vanno da 0 a 100 da domani mattina è 100, ma c'è sostanzialmente uno storyboard, chiamiamolo così, un piano di restrizioni graduali in base ovviamente alla pressione ospedaliera che avremo. Noi siamo molto confidenti del fatto che il virus c'è, avete visto 2.000 contagi, però è pur vero che la buona stagione ci aiuta, si sta molto di più all'aperto, si areggiano le case e le condizioni di assembramento al chiuso, diciamo, sono ridotte al minimo. E dall'altro abbiamo dei fattori che non sono irrilevanti. L'aver vaccinato tutti i dipendenti degli ospedali ci permette di non avere più cluster ospedalieri importanti come quelli che abbiamo subito ad esempio a marzo o a dicembre. Ricordo che a dicembre abbiamo avuto centinaia di medici e operatori in isolamento e ammalati. E dall'altro abbiamo l'altro aspetto che è quello delle vaccinazioni. Ad oggi quanto abbiamo vaccinato? Guardate, ad oggi è presto detto. Ad oggi abbiamo fatto 685.093 vaccini, 685.093 vaccini e nelle ultime 24 ore ne abbiamo fatti praticamente 23.000, sono 22.978. Si sta crescendo con le vaccinazioni, con non poche difficoltà, perché voi avete riportato giustamente le nostre cronache, i nostri punti vaccinali sono 58 punti vaccinali del Veneto e in queste vaccinazioni ovviamente noi stiamo schierando un po' tutti. Ringrazio ad esempio i 500
associati dell'Andi che vengono a fare le vaccinazioni, ringrazio i medici di base che stanno partendo proprio in queste ore, li ringrazio e li stimolo di fare l'impossibile per vaccinare parte dei loro assistiti. Vaccini in questo momento ne abbiamo, per cui siamo in grado di far fronte anche a su questo fronte. Stiamo per far scendere in campo i 1300 specializzandi delle università e quindi a ulteriori elementi di vaccinazione, anche perché lo abbiamo visto dalle altre comunità, penso allo Stato di Israele, la vaccinazione della popolazione ha significato svuotare gli ospedali e tornare alla normalità. Allora, noi abbiamo come target chiudere intanto la prima fascia, sulla quale vediamo già dei risultati, che gli over 80, chiuderla insomma verso metà aprile, e in maniera non facile, perché comunque considerate che gli over 80 sono diciamo dei pazienti che spesso magari si ritrovano al domiciliare, quindi dovremmo anche entrare nelle abitazioni. 100.000 sono a domicilio, e in totale quanti sono gli over 80? 600.000? No, in totale sono 400, mi sembra 400.000 nel prospetto, e 100.000 circa sono a domicilio. Ecco, voglio anche ricordarvi che oggi ho detto con un po' di elasticità, non tutti ovviamente, però posso dire stiamo partendo con una nuova formula, abbiamo deciso stamattina, e alcune ULSS mi hanno già detto fra l'altro che già oggi sono sostanzialmente in grado di affrontare, diciamo, questa nuova sfida, che è quella di pensare che se c'è un over 80 accompagnato da un over 65 è giusto vaccinare anche l'accompagnatore, che sia caregiver, non caregiver, e soprattutto o che sia una persona magari convivente. Pensate, la moglie è vaccinata e il marito magari che non ha ancora l'appuntamento o viceversa. Quindi sostanzialmente un po' tutte le ULSS, adesso con un minimo di elasticità, perché l'ho detto stamattina, e allora vi dico già, chi mi ha detto vai tranquillo e annuncialo pure, allora vi dico che le ULSS che hanno detto che comunque sono in grado di affrontare questo già da oggi sono il Veneto orientale, Vicenza la Berica, la Polesana, la Pedemontana, l'azienda ospedaliera di Padova, l'Euganea, Treviso, Belluno, Venezia. No, non mi manca la risposta del dottor Girardi, perché ho mandato un messaggio, quindi ne avevamo già parlato stamattina, poi ho mandato un messaggio e ho detto perché non iniziare subito. Quindi diciamo sostanzialmente come funzionerà. Spero che vada a regime d'ora in poi, che se c'è un accompagnatore che è over 65, diciamo faremo di tutto per vaccinare. Considerate sempre di prendere tutto con una certa elasticità, perché comunque se c'è l'accompagnatore, perché comunque la persona deve essere accompagnata, e quindi se possiamo si provvede anche a questa vaccinazione. Ho chiesto ai direttori di stressare al massimo la macchina e vedere se riusciamo a farlo. Sapete che domenica a Treviso testiamo questa nuova modalità di accesso diretto, ripeto, per i nati del 1936 in provincia di Treviso. Domenica possono recarsi in uno dei 4 centri, Riese, Oderzo, Villorba o Godega, e il loro orario di entrata, sempre con un po' di pazienza perché stiamo facendo una sperimentazione, è legato al mese di nascita. Si inizia alle 8 del mattino e ogni ora cambia il mese. Quindi alle 8 del mattino i nati a gennaio, alle 9 i nati a febbraio, alle 10 i nati a marzo e così via fino alle 7 di sera. Quindi 8 del mattino gennaio e ogni cambio di ora cambia il mese. Quindi 1936 e nessun'altra data di nascita. Anche Verona ha detto di sì, per cui potete scrivere che tutte le ASL del Veneto, ovviamente abbiamo una macchina dimensionata per i vaccini che dovevamo fare oggi. Io ho chiesto che facciano sto strappo in più, quindi ai veneti cosa dico? Se oggi avete una persona convocata, un anziano convocato alla vaccinazione e viene accompagnato da una persona che ha più di 65 anni,
convivente, se non è che andiamo a noleggio dei 65 anni, convivente, viene vaccinato. Ma non necessariamente over 80 allora? No, non necessariamente over 80. Ovviamente non stiamo parlando di persone anziane, cioè, no, sì, non è che si presenta l'insegnante di 40 anni e dice io sono convivente con l'amorosa di 20. Ecco, stiamo parlando per aggredire ancora di più il target, che è quello che è più in difficoltà. Sentite ragazzi, alla luce anche di questa protesta, io penso che sia logico rispettare le proteste e dire che per uscirne da sto casino bisogna vaccinare velocemente, che è esattamente quello che stiamo tentando di fare. Dopodiché vanno aiutate queste imprese, perché molte di queste imprese hanno avuto promesse di ristori che non hanno avuto o ne hanno visti in misura diciamo molto limitata, e molti hanno contratto debiti, hanno impegni finanziari, hanno fatto investimenti. Ho incontrato ad esempio dei ragazzi, dei ristoratori che mi hanno chiesto di essere incontrati una settimana fa. Era un gruppo di ristoratori che hanno dato vita delle nuove imprese a dicembre 2019, quindi si sono beccati solo coronavirus e basta. E anche questi ad esempio erano fuori da tutte le statistiche possibili e immaginabili. Sembra che nel decreto sostegni, questo l'ho chiesto ufficialmente al ministro, siano comprese anche queste imprese che non hanno fatturato 2019 perché hanno aperto a fine anno, ma sono state massacrate dal coronavirus. E stamattina abbiamo fatto una lunga riunione con tutti i direttori, abbiamo riparlato di spingere ancora di più sul fronte delle vaccinazioni. Siccome ci sarà la possibilità di avere un contingente di vaccini, spero dalla prossima settimana, diciamo un po' più cospicuo, che non riesce, che diciamo che come si può dire, può farci avere un po' più di magazzino rispetto alla nostra capacità vaccinale, perché non è che uno può dire faccio 1 milione di vaccini al giorno. Iniziamo anche sul fronte delle imprese, e anche lì è un altro fronte che apriamo che ci può aiutare. Ovvio che se partiamo bene con i medici di base, e lo faremo, e con i centri vaccinali, e dopodiché ampliamo pian piano imprese e altro, io spero che facciamo velocemente. Insomma, passiamo da un paese come il nostro, che ormai è rigido del tutto, agli ebrei che vaccinano all'Ikea. Cioè, queste sono due alternative. Qui da noi, se vai a dire che vai a vaccinare all'Ikea, ti mettono in galera. Io invece penso che bisognerebbe essere molto più in strada, molto più on the road con queste vaccinazioni. Comunque, ok, stiamo facendo tutto quello che bisogna fare nel rispetto della legge. Domande, ragazzi? Allora, Tosato, Pederiva, Marchiori, sì, avanti, prego. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Ieri il capo del governo, il Presidente del Consiglio Draghi, ha attaccato le regioni in maniera diretta e in maniera anche, mi sembra, polemica, nel senso che ha affermato che svariate regioni hanno trascurato la popolazione anziana in fase di vaccinazione a beneficio di gruppi più influenti. Queste sono le sue parole. In ciò violando i dettami del piano vaccinale nazionale. Lei ieri ha fatto una prima replica, mi pare abbia detto che se l'allusione è alle categorie di lavoratori essenziali, questi sono già ricompresi nel piano. Ma insomma, si aspettava un attacco del genere da parte del capo del governo? Glielo dico perché, e concludo la domanda, si ha l'impressione che in questo momento da più parti vi siano contestazioni e polemiche nei confronti delle regioni, e c'è anche chi sostiene apertamente che la gestione della sanità dovrebbe rientrare in capo allo Stato. Ma guarda, io dico due robe. Il Presidente del Consiglio può dire quello che vuole e il governatore del Veneto risponde, nel senso che io dico che noi abbiamo rispettato le categorie vaccinali in maniera ossessiva. Ieri, tant'è vero che gli altri giorni vi ho detto: guardate, è inutile che guardate la percentuale dei vaccini in magazzino, perché dipende da chi li fa i vaccini, perché se io facessi solo domiciliare sarei ancora al 20%, ma avrei fatto un'opera di assoluta civiltà, no? Dall'altro però voglio dire che se il Presidente del Consiglio ha contezza che c'è qualcuno che si è comportato male, deve intervenire, perché vuol dire che non ha rispettato la legge. Il Veneto non ha assolutamente nessun problema.
dall'altro sta farsa, come si può dire, sto refrain dell'accentramento delle competenze mi fa ridere, mi fa venire da ridere. Pensare che la sanità sia gestita dal Ministero della Salute con efficienza la vedo veramente dura, ma ci puoi mettere anche il premio Nobel della medicina, cioè non è questo il problema. Il problema è che avremo catene decisionali talmente lunghe e impossibili da gestire, e lo abbiamo dimostrato in molte occasioni. L'efficienza che ha il sindaco vicino al problema del cittadino non ce l'ha il ministro di turno, che è distante da quel cittadino. Sanità, ormai il sistema è organizzato e funziona in tutti i paesi moderni con territori, diciamo, che gestiscono la sanità. Penso ad esempio alla Germania, che è uno di questi, no? Dove i Länder gestiscono la sanità, o altri paesi federali, ma non starei neanche qui ad accampare giustificazioni, perché insomma penso che sia lampante tutto questo. Sentite, facciamo un esempio: guardate l'efficienza che ha avuto la Gran Bretagna nell'adottare i vaccini, e i ritardi che abbiamo avuto noi, che abbiamo iniziato un mese dopo la Gran Bretagna. Quella non è una forma di autonomia dall'Europa, no? Sì, no, non è che la Gran Bretagna sia un paese federalista, per la verità. Insomma. Beh, lo è, ha garantito anche agli scozzesi di poter celebrare il referendum per la secessione. Più federalisti di così. In Italia ti mettono in galera se chiedi una roba del genere. Prima lei ha citato il CTS regionale. Sì. Ecco, una curiosità. Siccome abbiamo appreso che il professor Crisanti, che già è consulente della Regione Sardegna per il piano vaccinale, è diventato consulente anche dell'azienda ospedaliera di Ferrara. No, ma un pezzo questo, non è notizia di prima. Beh, sono 10 giorni minimo. Beh, insomma, un paio di giorni. No, 10 giorni. Vabbè, comunque sia. È scritto dappertutto. Comunque sia. Il professor Crisanti fa ancora parte del comitato tecnico scientifico regionale? Il comitato tecnico, il CTS regionale del Veneto si è formato e si è consolidato, non ha mai avuto cambiamenti, nulla, zero, dal primo giorno, è ancora quello. No, la domanda era una domanda di contenuto, nel senso che siccome Crisanti non fa mistero delle sue contestazioni, delle sue critiche alla linea sanitaria del Veneto, mi chiedo che forme di interlocuzioni possono avvenire nel CTS. Cioè, il CTS non è governato da noi, siamo talmente rispettosi della scienza che non facciamo ingerenze. Al CTS possono portare tutti gli argomenti, discutere, confrontarsi, cioè per cui non lo so, non lo governiamo. Cioè, il coordinatore è il dottor Saia, che coordina per loro, e ci sono i più illustri scienziati e professionisti del Veneto che hanno fama anche internazionale, per cui il dibattito lo fanno tra di loro. Le chiedo un'ultima cosa, l'accenno all'avvio delle vaccinazioni su base aziendale, può dirci qualcosa di più? No, nel senso che inizierà timidamente, perché non ci sono grandi disponibilità, magari capiterà 1 o 2 aziende per provincia, tanto per iniziare, dopodiché man mano ci saranno disponibilità, senza sottrarle alle nostre categorie vaccinali. È giusto e corretto che si dia sfogo anche a questo canale, che è previsto come categoria, è previsto nel piano nazionale, vorrei ricordare, non è un'invenzione veneta questa, per evitare che qualcuno dopo vada fuori a dire eccoli lì. Prego. Sì, la cabina di regia che avevamo annunciato si è formata, si è ritrovata, sono arrivate tutte le osservazioni, quindi della parte sia delle imprese sia della parte sindacale, e per stasera chiudono il documento operativo, diciamo, che sono le linee guida per l'operatività, perché comunque abbiamo seguito il percorso con il coinvolgimento di tutte le parti. Basta 3 domande, no? A posto, Filippo? Federiva, il Gazzettino. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. A proposito delle parole di Draghi, le risulta che ci siano in corso vaccinazioni di dipendenti comunali in Veneto?
Ci arrivano segnalazioni di inizi, però non capisco quanto all'interno delle categorie codificate a questo punto. Mi risulta, e tanto è vero che siamo anche intervenuti su Padova, perché Padova dice che hanno organizzato, considerando le categorie essenziali, la vaccinazione per i dipendenti comunali. Era già organizzata, noi l'abbiamo saputo ieri, tanto ieri ho fatto un accenno, però abbiamo detto a tutti i direttori di concentrarsi sulle categorie, diciamo, per noi fondamentali, e diciamo questa diciamo, variante sul tema di Padova nasce e finisce lì, anche perché oggettivamente se andiamo a vaccinare dipendenti comunali rischiamo prima di togliere vaccini a categorie, diciamo, che non ne hanno più bisogno. 2, molti di questi sono in smart working, per cui non ci vedo, diciamo, l'esposizione a rischio come ce l'hanno altri. Pensate a operatori economici, alle cassiere dei supermercati, ai ristoratori, a tutti quelli, insomma, che lavorano con i cittadini. Dice il collega anche Treviso aveva un'iniziativa di comunali, quindi al momento è stata fermata Padova, quindi no, anche però Venezia. allora io adesso non so Treviso o Treviso Venezia, tipo so nel Vicentino, tipo nelle zone mie, che è stata fatta per le liste di riserva i giorni di AstraZeneca. Quello sì. Cioè tipo quando c'era quei giorni che non si sapeva se si presentavano quelli che erano prenotati con Hanno chiamato i AstraZeneca, comuni. hanno chiamato i comuni con qualche dipendente di sportello. Questo... Scusate, con quel telefono sentiamo tutte le telefonate, più che altro per te. Sentito cosa mangi oggi? Però appunto questi erano riservisti, non stiamo parlando di una campagna No, ad hoc. a noi non risulta. Dopodiché, ragazzi, siamo in piena battaglia, ci sono tutte le ULSS schierate, abbiamo 1300 uomini. Adesso sinceramente non mi sento di fare una colpa, una polemica se qualcuno in eccesso di zelo ha tentato di far diffondere diciamo a macchia d'olio la sua campagna vaccinale, però a tutti diamo tutti i giorni, e ieri quando abbiamo saputo di Padova abbiamo detto basta, fermatevi, ormai per carità la macchina l'avete messa in piedi, ma che non diventi una norma quella di pensare di vaccinare anche tutte le amministrazioni comunali, perché se no non finiamo più. Okay. No, meglio finiamo con le categorie sbagliate. Sempre in tema di vaccini abbiamo diverse segnalazioni, eventualmente anche che vi posso documentare, per esempio dalla Marca Trevigiana, ma pure dalla ULSS Serenissima di Venezia, sul fatto che i medici di base ancora non sanno che risposte dare, per esempio ai loro pazienti vulnerabili, ai quali le ULSS dicono di sentire il medico di base per esempio l'iniezione a domicilio, e invece poi il medico di base dice di non avere ancora indicazioni e rinvia le ULSS, e c'è un rimpallo in tal senso. Allora, il tema allora, i medici di base, se ritengono, possono fare la vaccinazione ai loro pazienti, perché c'è un accordo nazionale, abbiamo stabilito anche, recepito l'accordo nazionale che prevede anche tutte le tariffe: vaccinazione in ambulatorio, vaccinazione a domicilio, vaccinazione presso il lab dell'ULSS, perché il medico di base può anche dire ai suoi pazienti: presentati a Godega, questa è l'agenda che vi do ai suoi pazienti, si mette lì e vaccina i suoi. Ma hanno le dosi i medici di base in questo momento? I medici di base hanno la disponibilità di dosi, basta che si rivolgano all'ULSS, cioè non si può dire che non ci siano. Evidentemente non lo sanno o non si sono informati. Ha seguito l'assessore. Ma funziona così. Noi abbiamo fatto l'accordo regionale con le sigle maggiormente regionali, poi ogni azienda deve convocare il comitato aziendale con la medicina del territorio e quindi condividere i criteri, la distribuzione tramite le farmacie aziendali e quant'altro. Io so che quasi tutte le aziende hanno fatto questi comitati aziendali, e lì è il momento in cui concordano con loro distribuzione, modalità e quant'altro, perché il nostro è un approccio regionale che poi viene declinato sui comitati di ogni singola azienda. Sì, però vorrei dire una cosa, ma senza polemica. Cioè noi potremmo da qui alla fine della vaccinazione avere tutti i giorni qualcuno che dice che non è arrivato il tè alla temperatura gradita, però dobbiamo pensare, insomma, cioè, se hai una necessità, cioè siamo tutti rintracciabili, ti mancano i vaccini, chiami, però di vaccini ce ne abbiamo. Se qualcuno vuole andare a vaccinare a casa i pazienti, i vaccini ci sono, e anche i soldi per pagare le tariffe per le vaccinazioni, perché l'assessore ha fatto l'accordo. Che controvalore ha l'accordo in Veneto?
Ma allora, rispetto al quantitativo che noi avevamo un po' così abbozzato, attorno ai 25-26 milioni mi sembra, complessivi. Ok. Milioni Di euro. di euro, che erano circa 1 milione di Sì, persone. ma guardate che è irrinunciabile e fondamentale il lavoro che possono fare i medici di base. Loro fanno parte della squadra. Se qualcuno ha delle difficoltà, contatterà il direttore generale, il distretto, insomma, troviamo un sistema per risolvere il problema. Considerate che siamo in un mare in burrasca, cioè non è che possiamo pensare di vedere tutto all'orizzonte, no? Ci sarà sempre qualcosa che non funziona. Ho ancora un paio di domande veloci. Allora, una è una mozione del Partito Democratico in Consiglio regionale che propone al Parlamento l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario e sociosanitario, in quanto il PD ritiene che non sia più rinviabile una norma nazionale. Le chiedo se il suo partito di maggioranza in Consiglio regionale, Presidente, appoggerà una richiesta di questo tipo. Guardate, io penso una cosa, che un partito che ha come rappresentante il Ministro della Salute non sa neanche che faccia... Non è proprio del PD, Speranza. L'EU. Sì, ma Sì, la mozione del PD. Non mi avete fatto finire il discorso. Un partito che ha come rappresentante il Ministro della Salute e che ha fatto tutte queste norme sulle vaccinazioni con i suoi uomini al governo, secondo governo Conte. Cioè, vabbè, facciamo una mozione in Veneto, ne discuteremo, vedremo. Io resto convinto del fatto che le vaccinazioni siano volontarie, perché questo c'è scritto. Dopodiché, se c'è un cambio di rotta lo deve fare il governo, ma non capisco perché a Roma si scrive una roba e quando sono sul territorio ne dicono un'altra. Prescindevo dalla posizione del PD, chiedevo a lei, Presidente, se sarebbe d'accordo di derogare alla libertà vaccinale per il personale che vuole lavorare. Ma guardate, posso dire, è un'utopia e vi spiego anche perché, ma da un punto di vista giuridico, perché nel momento in cui una persona è stata assunta con un contratto dove non c'era l'obbligo del vaccino, nel momento in cui, cioè sto parlando in maniera asettica e mi permetto di dire anche giuridica, nel momento in cui tu gli imponi il vaccino, lui ti dice nel mio contratto non c'è scritto questo e finisce lì. È inutile far credere al mondo che si può fare diversamente. Cioè tu non riesci a imporre una cosa a una persona. Allora, vi ho fatto l'esempio della guardia giurata. Se sei obiettore di coscienza, quando lo assumi dici scusa, tu l'arma puoi averla, e lui ti dice no, sono obiettore di coscienza, basta. Ma non è che gli puoi obbligarlo a portare l'arma dopo che lo hai assunto, perché lui ti dice io ho firmato un contratto e si sa qual è il mio status giuridico, che non posso avere il porto d'armi. Quindi cioè, i contratti che oggi sono in essere hanno questo stile. I nuovi contratti non so giuridicamente se possono imporre una vaccinazione, ci vuole una legge nazionale. Questo è un altro tema. Quindi andare a far credere ai cittadini che si possono obbligare gli operatori della sanità ad essere vaccinati, c'è gran lavoro per gli avvocati. Ultima domanda, extra vaccini. Avete l'R-Conti aggiornato? Sembra che sia di qualche decimo sotto l'1,25. Ha un valore? Quanto sarà? Adesso c'è un decimo e mezzo. Deve essere 1,21, probabilmente 1,22, non lo so. Okay. No, lo chiedo perché il report della Fondazione Gimbe del giovedì indica un calo di casi in diverse regioni, ma non in Veneto. Allora chiedevo se per caso c'era... Sì, anche qui, scusami, ne approfitto. Prego. Lo dico per chi ha la facile lettura dei dati. Vorrei ricordare che noi siamo entrati in questa... che adesso andiamo avanti in 10 giorni a dire che il Veneto è quello preso male. Noi siamo entrati per ultimi in questa ondata esattamente un mese dopo gli altri. Cioè voglio ricordare che gli altri c'è un mese che stanno penando. Non vorrei adesso scontare, siccome resteremo da soli alla fine nella coda, che siamo quei impestai come è successo l'altra volta. Cioè, noi siamo quelli che hanno magari più casi, perché voglio ricordare che noi siamo entrati nella fase diciamo acuta un mese dopo tutti gli altri. Grazie. Prego. Allora, Marchiori, Media Nord-Est. Altri, oltre il Nuovo Terraglio? Nessuno.
Sì, buongiorno Presidente. Allora, la prima domanda riguarda l'incontro con il Ministro Giorgetti di cui ci ha anticipato prima. Può rivelarci i contenuti, come è andato oppure no? Ma guarda, l'incontro è iniziato, è un incontro di formale, fra l'altro al quale hanno partecipato anche non solo assessori e dirigenti, ma sostanzialmente per parlare della situazione economica, del tema dei sostegni e delle difficoltà delle imprese. Questo è iniziato alle 12. Ok. Prima abbiamo avuto conferenza dei presidenti alle 10 e prima ancora noi abbiamo avuto alle 8:30 l'incontro per vedere il sito che ormai è pronto per le vaccinazioni e alle 9:30 i direttori generali fino a mezzogiorno. Cioè 9:30 fino alle 10:30. Ok. Visto che ha parlato prima della perdita di posti del comparto turistico, 35.000 posti proprio nella nostra regione, oggi è una giornata particolare per Venezia, che è una delle città che è stata maggiormente colpita proprio dalla pandemia e già prima era stata piegata dall'acqua alta, ed oggi è proprio il compleanno della città. Quindi lei ha già fatto un augurio, se magari può rivolgerlo di nuovo alla cittadinanza che è... Sì, mi ero riproposto di dirlo alla fine, se devo essere sincero, però 421, 2021, 1600 anni, 25 marzo, oggi è il compleanno, quindi l'anniversario della nascita di Venezia. È inutile che stiamo qui a dire cosa significa Venezia per noi. Venezia è storia, identità, non è solo Amarcord, non è solo Amarcord, perché qualcuno dice ma voi siete aggrappati al tema del vessillo del leone. Venezia è stata la prima democrazia, Venezia è stata l'elemento di civiltà, Venezia è stata studiata dagli Stati Uniti per scrivere la Costituzione repubblicana degli Stati Uniti. Venezia è tutto quello che ancora noi oggi abbiamo in maniera tangibile nella nostra comunità, e penso che questo anniversario, che è importante perché il numero tondo è sempre importante, in 1600 anni ci impongano di fare una riflessione su quello che sarà il futuro, e noi restiamo dell'idea che per onorare questo anniversario il nostro futuro sia ancora quello di correre e percorrere l'alveo dell'autonomia. Cioè noi abbiamo fatto un referendum, fra l'altro ieri ho visto anche gli ultimi lavori fatti, e andare avanti su questo tema che è quello dell'autonomia. Va bene, per quanto riguarda invece i vaccini ho due domande. Una a proposito del tè alla temperatura gradita che ha citato poco fa. C'è stato segnalato un caso che arriva da Oderzo, la segreteria di uno studio pediatrico. Hanno fatto Pfizer il 28 febbraio e ad oggi non sono ancora stati richiamati per la seconda dose, e è passato quasi un mese. Ci sarà stato un disguido, perché comunque funziona che quando tu fai la prima dose hai l'appuntamento dopo 21 giorni. Però non sono stati chiamati, ci dicono. No, hanno l'appuntamento. Sì, no, non ce l'hanno, non hanno... Quando hanno fatto l'iniezione dovevano avere l'appuntamento per la seconda. Ma scusa, onde evitare che stiamo qui a fare a domanda risponde la nuova rubrica. Proporrei ce ne stanno arrivando tante di queste Sì, ho capito, segnalazioni. ma vi chiedo una cortesia, potete fare una selezione? Se uno mi pone questo caso, che è un caso emblematico, la prima domanda che farei è: ma avevi l'appuntamento per la seconda dose? Perché in teoria lo dovevano dare la prima dose. 2, hai contattato qualcuno per chiedere informazioni? Cioè che non accada che il vostro ufficio diventa sede di informazioni, bypassando ULSS, il medico di base, tutti. Le assicuro che lo facciamo. Beh, ma qui tu non sai darmi la risposta pomeriggi a dare informazioni. Però guarda, facciamo così, verifichiamo queste, domani diamo risposta su questo, però se per favore ci fate voi la verifica di questi due temi. Sì, assolutamente. Ecco, poi invece ho un caso che riguarda invece una categoria, e questo è un po' particolare, e non so se possa rispondere lei o l'assessore Lanzarin. Riguarda gli infermieri professionali delle aziende, in questo caso di un'azienda specifica che produce protesi, quindi per l'anca, ginocchio, insomma. Se vogliono essere vaccinati. Chiedono se è possibile, che anche loro lo sa già, vero? Perché no, guardate, ma c'è qualcuno di voi che non vuole essere vaccinato? Loro dicono che entrano in sala operatoria. Cominciamo a andare. Voi sapete che ho una pazienza ciclopica, no? Cominciamo ad andare scartando dei temi. Non presentatemi più richieste di chi vuole essere vaccinato.
perché vi continuo a dire, anche la commessa ha diritto ad essere vaccinata. E se no tutti i giorni mi venite con una categoria. Ma loro dicono che entrano in sala operatoria, quindi non è che Devo capire. entrano, vanno ad assistere. Allora posso all'intervento. dirti una roba? Sì. Se entri in sala operatoria, c'è qualcuno nel team operatorio che accetta una persona non vaccinata in sala operatoria? No, infatti rimangono fuori. Allora non entrano in sala operatoria, dove si fermano No, fuori. loro, dove? allora diciamo, loro dovrebbero entrare in sala Dai, operatoria. dai, facciamole bene queste verifiche. Scusami. Loro dicono che proprio perché non sono vaccinati ora non possono entrare, tipo l'ultima volta sono stati lasciati fuori anche perché prima facevano il tampone rapido, poi gli è stato detto che dovevano fare il molecolare e Ma spesso... scusami, perdonatemi, ma proprio per essere costruttivo, stiamo parlando di robe che non sappiamo nome e cognome, dove è accaduto, niente. No, io ho tutto. Bene, allora portateci le istanze Ce e li ho, evitiamo non di mi farlo qui in pubblico. No, glieli do a parte dopo. No, se volete ci portate le istanze e vi diamo risposta. Almeno quando fai la domanda dico la risposta a questo signore è questa. Io parlo di una roba che non so neanche se esiste dopo alla fine, no? E poi alla fine vai a scavare e scopri che sì, fai una protesi ma in laboratorio queste robe dovremmo un po' saperle, no? Se no io rischio di dare risposte su robe che non so neanche cosa siano. Perdona, ma mettiti nei miei panni. No, ma capisco perfettamente. Noi però ci siamo, mi ha dato tutta la situazione con date, con quello che è successo, diciamo, negli ultimi Ma io mesi. non le so. Mi fai una domanda, ma le robe le sai te, io non le so. Va bene, gliele farò avere in privato. No, nel senso che ormai la rendiamo pubblica, però domani diamo risposta, perché è giusto che i cittadini ce l'abbiano, però dobbiamo capire qual è la situazione. E siamo partiti dalla protesi, la sala operatoria, poi siamo usciti dalla sala operatoria, per capire dove siamo, no? No, loro sostanzialmente chiedono come categoria di essere trattati come gli altri infermieri, come il resto di personale sanitario, proprio perché spesso sono in sala operatoria per fare assistenza. Da quello che ho protesi. capito, hanno titolo a essere vaccinati, perché come vacciniamo il bruciatorista dell'ospedale, anche loro. Da quello che ho capito, però, mi dai le carte, domani ti dico se ho capito bene io o se hai capito male te. Va bene. Oh, grazie. Grazie mille. Nuovo Terraglio. Sì, buongiorno Presidente. Senta, le persone che buongiorno. Domenica si troveranno per la vaccinazione, cioè gli 85enni. 1936. Esattamente, quelli che solo quelli a Treviso. Solo quelli. Però ovviamente essendo persone di una certa età saranno accompagnati, giusto? Sì. Ecco, loro immagino, c'è qualcuno che va anche da solo a farsi il vaccino. Insomma, ecco, un attimino più difficile. Allora, gli accompagnatori... Se hanno più di 65 anni sono vaccinati. L'abbiamo detto prima. No, mi scusi, lei però ha detto quelli conviventi. Sì, e non l'ho appena detto prima. Vabbè, ma non è detto che siano conviventi, sono non so cosa accompagnatori fare. ma non conviventi. Non so cosa Vabbè, fare. allora no, quelli no. Era una risposta che chiedevo, mica... Ma l'ho detto prima. Ho detto conviventi, perché me lo richiede? No, perché il discorso è che se che li accompagnano, non è detto che risiedano, ma fanno lo stesso un lavoro di assistenza all'anziano continuativa. Quelli sono i caregiver. Sì, ma essendo i figli e chiaramente magari non convivono col genitore, ma seguono il genitore costantemente, tutto qua. Si definiranno assistenti, usiamo un termine italiano, e quindi via. Vabbè, ecco. Guardate, se voi pensate, voi pensate che l'approccio a questo tema delle vaccinazioni sia da farmacia, come diceva il mio professore diceva sempre: guardate che non siamo in farmacia dove si pesa il microgrammo. Qui molto dipenderà anche dal buon senso del tuo interlocutore. Certamente. Perché se il buon senso del tuo interlocutore dice c'ho una coda da far paura, dice non faccio eccezioni. Se vede che è magra la coda, dice no, ne faccio una in più. Certo. E noi abbiamo operatori in gamba. Anzi, io ringrazio, guardate, domenica noi siamo preoccupati di questa storia della classe 36, probabile ci sia qualche disguido, però dobbiamo tentare di fare una roba del genere, perché se funziona cambia il paradigma nelle vaccinazioni. Ma infatti noi poniamo anche le domande, sinceramente, che ci vengono poste con insistenza. Ovviamente io, gravitando su Treviso, sulla provincia di Treviso, ovviamente ho ricevuto
una montagna di richieste, per cui ho promesso Grazie. che davo una risposta. Grazie. Grazie signora. Altre domande, colleghi? Bonnet, scusa, collega della TGR Veneto, poi Bonnet. Scusa Marco, si era prenotato prima. Eccoci qua. Sì, una domanda tecnica perché non conosco sufficientemente la normativa. Allora, siamo in bilico come RT e come indice di contagio, se ho capito, intorno ai 250. Sì. Ecco, domani il CTS darà i nuovi colori, però bisogna restare almeno una settimana con i valori inferiori o basterebbe se noi avessimo, che ne so, oggi e domani indici? No. Il valore della scorsa settimana è un valore consolidato, si prende un periodo, Ok. quindi da martedì su martedì o da mercoledì su mercoledì, passato, quindi l'ultima settimana. Quindi non è possibile che... Non è quello di oggi e di domani. Se oggi avessimo 0, tu comunque hai sempre la valutazione con la scorsa settimana. E allora è impossibile che da domani diventi arancione il Veneto? No, non è impossibile, nel senso che vedremo quale sarà il conto della settimana che abbiamo trascorso, Ok. perché è quello lì il conto che devono fare. Ok. Noi l'abbiamo fatto, ma lo fanno anche loro e a volte le calcolatrici ne fa stessi numeri. Marco Bonnet, il Corriere del Veneto. Sì, Presidente, anche per chiudere questa polemica sulle categorie gli ottantenni, voi avete la disponibilità di una tabellina in cui noi possiamo vedere quanti sono gli over 80 vaccinati, quanto eventualmente... 41%, No, 41 ma dicevo anche quanti gli operatori sanitari, quante le forze dell'ordine Ah, sì, per sì, categoria. No, perché io ieri vi ho mandato la tabella over 80 come da Cioè, Sì, quella ve ce l'abbiamo, la però facciamo avere. Così se riusciamo a dare ai lettori un'immagine, magari chiudiamo anche questa polemica sulla gente. Grazie. che Quindi sta per davanti. capirci anche le categorie essenziali, quelle da AstraZeneca. Ok. Sì, quelle diciamo al centro della polemica di Draghi. Ok, grazie. Prego. Altre domande? Un'altra, quarta Filippo. domanda. No, è una curiosità. Ecco. I lavoratori degli spettacoli viaggianti domani faranno questa manifestazione in piazza Sì. Mercato a Marghera e so che l'hanno invitata presenziale. No, allora, noi siamo qui e domani mattina abbiamo anche un caos, cioè li vedo volentieri ma non riesco ad andare in piazza, cioè anche perché onestamente nel rispetto di tutti, se vado da uno dopo devo andare da tutti, perché non è corretto che io vada. E i lavoratori di spettacoli viaggianti sanno assolutamente che abbiamo sempre difeso le loro istanze, sono martoriati perché nessuno parla di questa categoria, ma questi dal primo giorno hanno chiuso, veramente sono martoriati, ci sono famiglie, ci sono bimbi, lavoratori e vanno aiutati e bisogna ripartire. Per questo è una ridottissima delegazione, li vedo volentieri, però non pensare che io inizi a andare alle manifestazioni, no. Io vi ringrazio ragazzi, Chiudiamo qua. so che a volte abuso della vostra pazienza, però cercate di fare in modo di dare una mano a sta comunità e chiedo un po' di pazienza, di comprensione ai cittadini che andranno ai centri vaccinali perché li troveranno sempre più pieni di gente, quindi ci vuole un po' di pazienza. Il trattamento business class lo faremo quando avremo meno emergenza, perché adesso dobbiamo fare vaccini. Ringrazio tutti quelli che si stanno mettendo a disposizione, c'è un nuovo fenomeno di medici che mi hanno detto che vogliono mettersi a disposizione nelle ore libere per vaccinare anche loro, mi hanno scritto degli ospedalieri, adesso faremo magari un bando in maniera tale anche da ringraziare e riconoscere questa disponibilità, perché noi abbiamo bisogno di operatori, cioè noi vi ricordate il primo giorno mi hanno detto ma arrivano le tende, noi delle tende non abbiamo bisogno delle tende, abbiamo bisogno di gente che fa iniezioni e inocula vaccini ed è esattamente la sfida. Io vi lascio, avete già sentito i signori che stanno protestando? Li avete già intervistati? Avete già fatto tutto? Madonna, nuovo terraglio, batte tutti. A voi ragazzi, buongiorno e buon lavoro.